Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in trasferta, ma ultimamente sono spesso in trasferta e va benissimo così. Oggi mi trovo in Valmalenco e siamo in direzione del rifugio Zoia. Non sono da sola, ma questo weekend sono in compagnia di una mia carissima amica che non vedevo da anni e finalmente eccola Adriana. Ciao. Ci siamo presi un weekend solo per noi donne. Noi donne. Sì, solo per i nostri pettegolezzi. Giornata meravigliosa con Un neve, sole pazzesco. neve freschissima. Non ci resta che camminare e andare in rifugio che è aperto. Andiamo a mangiare qualcosina. Tanto buona visione e a dopo. Noi stiamo seguendo purtroppo la strada. Siamo partiti proprio da giù perché c'è una frana che fino a quest'estate, quindi estate 2026, ne impedisce il transito. Per forza ci dobbiamo fermare comunque al rifugio Zoia e poi vediamo se riusciamo a proseguire un pelino più avanti, ma sarebbe stato molto bello appunto fare tutto il giro d'anello e chiudere anche col rifugio Cristina. Inizialmente avevamo guardato anche per arrivare fino al passo Campagneda, però ovviamente non abbiamo tante soluzioni, quindi niente, tanto non ci annoiamo. Dio santo. Per fortuna era non andiamo al Bosio che sono 20 km, ma alla fine siamo finite qua.
peccato non esserci fermati qua, ragazzi. Cavolo, abbiamo scoperto solo ieri che era aperto questo rifugio, se no era stato, cioè, era tutto perfetto perché domani potevamo fare tutto un giro d'anello bellissimo. Invece adesso ci tocca scendere e farci altri 12 km. Mentre gli altri vanno in sauna, Noi stronze scendiamo. Cioè adesso che inizia il bello, no, noi scendiamo e siamo così, e vabbè. C'è una luce pazzesca, c'è una luce bellissima. Comunque ragazzi è stato bellissimo poter parlare con i gestori del rifugio, perché solitamente qui ci si arriva in macchina anche in inverno, e oggi o comunque questo periodo è un caso eccezionale perché c'è una frana e quindi chi arriva qua su è solo gente pazza come noi, che ha voglia di soffrire tantissimo perché hai comunque più di 1000 metri di dislivello e circa 22-23 km, quindi siamo venuti su e non c'era nessuno. Noi eravamo le uniche due donne due donne che sono salite e che scendono in giornata così da sole, così, senza fermarsi su a dormire. E quindi tanta roba, ci hanno fatto i complimenti, noi li prendiamo tutti, assolutamente, e ci siamo fermati anche a parlare un po' con loro, è stato bellissimo e basta, adesso scendiamo. Questo arrivo perché ma sì, ma tanto ci mettiamo, ma ho messo 85 ore a salire e ci mettiamo 2 ore a scendere. Ultime parole famose. Ops. Però dai, bello, è stato bello scendere alla fine col tramonto così, siamo divertite, figo. Con la luna piena, cadendo, con qualche piccolo svolo, nel ghiaccio, è andato tutto bene. Adesso andiamo a mangiare. Bene amici, noi finalmente siamo arrivate, adesso lavate, profumate ed è ora di dormire finalmente. Buonanotte, a domani.
Buongiorno ragazzi, ci siamo. Siamo partiti anche oggi perché ieri non abbiamo fatto abbastanza. Ieri abbiamo fatto proprio 2 passetti e oggi ne facciamo altri 2. Ci troviamo in Val Tartano e adesso puntiamo al passo, ma vediamo, insomma, vediamo man mano che proseguiamo. Comunque qui è bellissimo. Ce l'abbiamo fatta con la maledizione degli sci alpinisti, ma ce l'abbiamo fatta. Vi vogliamo tanto bene. Nessuna traccia è stata maltrattata. Non potevamo non arrivare qua su. Cioè, ragazzi, è la fine del mondo. Dai, fatto un po', 2 fotine, 150 e qualche video, altre 150 video. Ora scendiamo.
Bene ragazzi, noi siamo ormai arrivati alla macchina, abbiamo fatto un giro bellissimo, giornata strepitosa e siamo super felici. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video e tesoro dai, ci rivedremo prestissimo. Grazie a te.